Risultato finale di 5-3 tra Mistral Palermo e CUS Palermo. Sono qui con Mister Rappa, lo salutiamo. Buonasera a tutti. Mister, intanto un giudizio sulla partita, arrivato il 5-3 negli istanti finali con Di Liberto, che gara è stata? Il bello di questo sport è che una partita non è mai chiusa. Abbiamo fatto un primo tempo molto contratto. Al di là del fatto sportivo, noi oggi abbiamo vissuto una giornata particolare, una sorta di partita della vita, perché viviamo all'interno della nostra società una situazione particolare. Il nostro compagno di squadra, che purtroppo sta vivendo una situazione familiare molto, molto delicata, e i ragazzi nel primo tempo lo hanno subito, tant'è che abbiamo giocato non in maniera brillante, forse il motivo è anche questo. Il secondo tempo è stata tutta un'altra partita e qui devo veramente dare il massimo dell'elogio a questi ragazzi che, nonostante pochi allenamenti, perché noi siamo la squadra che ha iniziato in ritardo più di tutti quanti, abbiamo sulle gambe 5 allenamenti. Nonostante tutto questi ragazzi giocano veramente con grande cuore, con grande grinta, e riescono a colmare quel gap tecnico con il cuore, con la corsa, con l'aggressività. E il secondo tempo di oggi è stato qualcosa di fantastico, perché riuscire a ribaltare da 3-1 una partita dove trovi un avversario veramente molto forte, tatticamente e tecnicamente, con giocatori che, anche se vengono pressati, sono capaci di saltare uno contro uno. I miei ragazzi sono stati veramente fantastici, perché hanno tenuto nonostante mille difficoltà e alla fine sono riusciti meritatamente a portare a casa questa vittoria, che per noi ha un valore duplice. Adesso un piccolo retroscena, perché a fine primo tempo, dunque durante l'intervallo, il CUS è entrato in campo praticamente subito, la sua squadra invece si è dilungata negli spogliatoi. Le chiedo cosa ha detto ai suoi ragazzi, perché da 3-1 a 5-3 è un grande risultato. Il ritardo del rientro in campo è facile da spiegare, perché dovevo rianimare una squadra spenta moralmente, probabilmente per la situazione che poco fa ho spiegato. Quindi ci è voluto più tempo per fare capire ai ragazzi che la partita è importante, giocarla, e soprattutto che va giocata fino al 40° minuto, qualunque sia il risultato, sia che si perde con uno scarto largo, sia che si vinca con uno scarto largo. Quindi il motivo del ritardo è stato questo: caricare più che potevo i ragazzi, e devo dire che loro hanno recepito bene il messaggio. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima sfida, quella contro il Marsala, come la preparerà e se conosce chiaramente gli avversari. Marsala per questo tipo di manifestazione è una squadra sopra categoria. Ripeto, noi ci alleniamo tra mille difficoltà, la nostra rosa è molto corta, abbiamo semplicemente 7-8 giocatori in movimento e 2 partite, per cui quando in allenamento mancano un paio di persone è pure complicato fare un allenamento. Quindi siamo tuttora alla ricerca, anzi, e qua lo dico, faccio un messaggio pubblico: siamo alla ricerca di qualche giocatore che ci possa aiutare a colmare il gap numerico che abbiamo. Tornando al 2006-2007, tornando invece al discorso del Marsala, il Marsala è veramente una squadra molto forte, perché ha tanti giocatori che giocano in prima squadra, giocatori che vengono dal vivaio di Piazza Armerina, giocatori che giocano, nonostante siano under 23, già giocano da diversi anni in prima squadra stabilmente. Quindi insomma è una corazzata contro la quale sarà molto complicato giocare. Vedremo quello che succederà. Ovviamente noi ce la metteremo tutti, però è chiaro che il valore della squadra avversaria in questa manifestazione è fuori categoria.